Purtroppo la guerra che c'è stata non c'è niente da fare, c'è sempre qualche residuo, diciamo così. Sabato di Pasqua alle 11 del mattino, l'angolo delle mura tra Varco Manzoni e il Put affollato di gente per il mercato. Un passante nota nel canale mezzo prosciugato da siccità e lavori in corso un oggetto metallico depositato sulle rocce della sponda, risultato poi essere un ordigno bellico, un proiettile di artiglieria inesploso lungo circa 30 centimetri. Immediata la segnalazione alla polizia locale che a sua volta fa intervenire i carabinieri. Una lunga porzione di marciapiede viene delimitata con la fettuccia, i militari restano a presidiare. Io passo tutti i giorni di qua perché abito vicino, penso che ogni tanto salta fuori qualcosa di roba bellica, così bisogna trovarla perché è pericolosa. Non scoppia, però bisogna innestarla. L'indomani della commemorazione del bombardamento sulla città del 7 aprile 44, ecco affiorare dall'acqua un ordigno, senza spoletta e senza corona, per cui sarebbe quasi impossibile farlo brillare. Difficile definirne la fabbricazione e l'origine, essendo ricoperto di ruggine. Difficile anche dire da dove arrivi, se possa essere stato scagliato proprio in quel punto durante la guerra o se piuttosto un qualche recuperante se ne sia disfatto gettandolo nel Botteniga. La zona è stata posta sotto sequestro, l'area messa in sicurezza in attesa che in settimana intervengano gli artificieri. Nel trambusto del giorno di mercato tanti i curiosi che si sono fermati a guardare residenti e turisti. Ma comunque sia, siamo comunque in buone mani, quindi sono sicuro che faranno il giusto lavoro nella maniera più sicura.